E siamo allora a parlare con i nostri ospiti. Partiamo da Giuliano Fogliani della Lega Nord, ma come ricordavamo appunto anche esponente di questo gruppo di imprenditori, l'Erba del Vicino, che insomma sta sondando oramai da tempo, quasi un anno di attività, no, dell'Erba del Vicino, sta sondando quelle che sono le possibilità, le opportunità offerte dai paesi vicini. Si era partiti dalla Carinzia, ma non solo, adesso ci sono anche imprenditori che stanno guardando dove? Stanno guardando in paesi come la Svizzera, come l'Austria e anche la Turchia. La Turchia è un paese emergente in questo momento, sta emergendo come da noi in Italia negli anni 60, c'è una popolazione del 70% sotto i 30 anni e è un paese che si sta sviluppando molto. Ecco, un paese che ha avuto certamente anche dei problemi, ci sono state contestazioni, dei movimenti di piazza e tutto, però certo, ci sono dei fondamentali. Io adesso la situazione politica della Turchia adesso non so dirgli a tutti i dettagli, so solamente che qui in Italia, Letta l'altro giorno, ha voluto dichiarare che qui in Italia nel 2013 le famiglie hanno pagato meno tasse, stessa cosa ha fatto una dichiarazione di Bortolussi, a me, segretario della CGA. A me non sembra sia così onestamente in questo periodo. Certo, infatti tanti cittadini ci chiamano, si lamentano proprio del fatto che in realtà di tasse se ne pagano. Ci sono aziende che funzionano, non mi sembra il caso di andare di fronte alla gente e dichiarare che le famiglie italiane nel 2013 hanno pagato meno tasse. Infatti. Ecco, a questo proposito naturalmente per quanto riguarda la Lega Nord si ricorda sempre, si dice ma la Lega ha governato per tanti anni, non è riuscita in qualche maniera a cambiare strutturalmente poi questo stato. Ok, la Lega però in questo momento all'opposizione eletta fa delle dichiarazioni che non mi sembrano assolutamente vere. E il discorso di Napolitano cosa ne pensa? Non l'ho guardato. Ha fatto come Salvini? Di più di Salvini. Proprio non ci ho neanche pensato. Passiamo al